Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. È stata una settimana importante per il nostro Paese perché abbiamo ottenuto dall'Europa il via libera per il PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che porterà oltre 200 miliardi sul nostro territorio. Un risultato sicuramente importante, questo via libera arrivato dall'Europa, un'Europa che però ci guarda, ci controlla, ci sorveglierà, perché se al momento i progetti sono piaciuti, poi queste risorse bisognerà saperle spendere e spenderle bene. Di questo e di altro parleremo questa sera con Marco Dreosto, europarlamentare della Lega e coordinatore anche segretario regionale del Carroccio per il Friuli Venezia Giulia. Allora, buonasera Dreosto, partiamo proprio da qui, dall'Europa che ci ha dato questo via libera importante. Ecco, il nostro piano è stato approvato, significa soldi, però significa anche dover spendere bene queste risorse. Buonasera agli ascoltatori e grazie intanto di questa opportunità, di questa intervista. Sì, è vero, finalmente è arrivato il via libera ufficiale, la Presidente della Commissione von der Leyen si è recata proprio a Roma per confermare questa approvazione del piano, un piano che ci tengo a sottolineare è stato completamente rivisto nelle parti più importanti rispetto a quello che era stato presentato lo scorso mese di novembre dal cosiddetto governo Conte 2, un piano su cui ha inciso fortemente e direi in maniera determinante l'idea di Europa e di Italia che ha Mario Draghi e inciso anche fortemente il nostro movimento attraverso in particolare il lavoro fatto dal ministro Giorgetti che si occupa di sviluppo economico e sappiamo che una parte importante delle risorse che verranno destinate dal PNRR, quindi questo fondo veramente significativo dal punto di vista della contribuzione, arrivano proprio da sue progettualità, da sue idee e da sue linee di sviluppo. Risorse importanti, delle quali però dobbiamo stare estremamente attenti. Si tratta di oltre 200 miliardi di euro, 200 miliardi, una parte dei quali, quasi la metà, dovranno essere restituiti. Quindi questo è il primo punto che voglio sottolineare, perché questi non sono fondi a perdere, ma sono risorse che noi dobbiamo investire correttamente, proprio perché dobbiamo generare poi la possibilità di poterle negli anni restituire all'Europa. Un'altra parte invece sarà a destinazione a fondo perduto e quindi questa potrà sicuramente essere utile a molte altre iniziative. Ci tengo anche a sottolineare il fatto che queste risorse, parliamo di questi 200 miliardi di euro che sono risorse importanti, dicevo, concesse da un'Europa che finalmente ha aperto i cordoni della borsa non solamente dal punto di vista economico ma anche nel cambio di alcune strategie sui trattati. Pensiamo per esempio all'indice di indebitamento, no? Che è stato bloccato al patto di stabilità, quindi una flessibilità che noi chiedevamo da anni e che finalmente è arrivata e che oggi in seno parlamentare europeo vediamo essere espressa anche da partiti e movimenti politici che erano assolutamente contrari. Ritornando un attimo alle risorse, ci tengo in particolare a sottolineare che è vero che questi soldi arriveranno dall'Europa, ma arriveranno esclusivamente se saremo in grado di presentare progetti concreti e cantierabili, realizzandoli, quindi bisogna portare a casa il risultato, bisogna farlo e dopo bisogna anche rendicontarlo, perché ci sarà un controllo molto serio da parte della Commissione europea, non solo sulla progettualità che oggi abbiamo fatto, ma anche su come questi soldi poi effettivamente verranno spesi. E qui c'è un impegno significativo da parte di tutto il Paese per dare una risposta concreta alle attese che oggi ci sono. Come lo sottolineava anche lei, spesso siamo stati abituati ad un'Europa che ci bacchettava, che ci richiamava, insomma non abbiamo la fama proprio di saper spendere bene le nostre risorse. In questo caso però sarà fondamentale, ecco, con l'aiuto di tutti, anche insomma il fatto che il Premier Draghi venga sostenuto dalla grandissima parte delle forze politiche potrebbe essere un'ulteriore testimonianza del fatto che c'è anche una vigilanza politica, per così dire un accordo politico che ci dovrebbe portare a star tranquilli da questo punto di vista. Ecco, vorrei anche sottolineare che nel piano presentato all'Europa e condiviso a questo punto dalla Commissione europea non ci sono solo i progetti di sviluppo e di investimento, ma ci sono anche le riforme, perché il nostro Paese ha necessità evidentemente di rinnovarsi, di strutturarsi anche dal punto di vista sociale e organizzativo, non solamente quello economico, anche quello giuridico, ma magari ne parleremo dopo, giudiziario, e quindi la necessità appunto di dare una svolta generale e globale a quello che è l'assetto del nostro Paese, proprio perché solamente se saremo in grado di dimostrare con i fatti
che le promesse che stiamo facendo possono essere mantenute, allora daremo prospettive alle future generazioni che sicuramente ne hanno grande bisogno. Quali sono gli step di controllo? Diciamo, c'è anche un piano, un cronoprogramma che ci dovrà portare a rendicontare pian piano tutte le nostre spese, i nostri progetti? Sì, allora arriveranno già probabilmente nel mese di luglio ingenti cifre, si parla di 35 miliardi che serviranno proprio per la prima fase legata soprattutto alla cantierabilità, progettazione e cantierabilità delle iniziative e delle opere che dovranno essere fatte. Sappiamo che queste risorse andranno divise e gestite in tanti settori, che sono in parte anche quelli, come dicevamo, delle riforme, ma sono strutturali, sono economici, sono sociali, e l'Europa passo passo durante la distribuzione delle risorse provvederà a controllare attraverso un sistema particolarmente complesso, ma secondo me anche efficiente questa volta, come i vari paesi, perché questo, vedete, non è un problema solo dell'Italia, noi ci occupiamo ovviamente dell'Italia, ma è un problema di tutti gli stati riceveranno chi più chi meno ingenti risorse, e queste risorse dovranno evidentemente essere ampiamente giustificate e poi per step la Commissione effettuerà i controlli. Ci tenevo a dire anche una cosa, che per la prima volta nella storia dell'Unione, l'Unione Europea si è indebitata, una cosa che non era prevista, che non era mai stata neanche valutata, e si è decisa un'emissione straordinaria di bond proprio legati al Recovery Fund, bond che nella prima tranche di emissione che è stata effettuata qualche settimana fa hanno avuto addirittura una richiesta di 144 miliardi di euro rispetto ai 10 che poi sono diventati 20 che sono stati effettivamente messi sul mercato. Quindi stiamo valutando e vedendo che c'è anche una credibilità da parte del mercato economico rispetto a queste iniziative. Questa è una cosa importante che ci permetterà nei prossimi anni di continuare sicuramente nelle riforme, ma di continuare anche in quella politica di flessibilità, che non vuol dire sperpero di denaro, che non vuol dire non essere attenti e controllare come si investono le risorse, però sappiamo che dopo una situazione così grave come quella che è stata la pandemia, che potremmo paragonare ad una guerra, c'è necessità di un piano di rilancio che non deve guardare non deve porsi limiti, e quindi noi non possiamo dire che il patto di stabilità sarà reintrodotto, che il limite di indebitamento sarà ridotto entro poco tempo, perché qui abbiamo necessità, tutto il continente ha necessità di riposizionarsi e ripartire. Il continente lo potrà fare anche nei confronti poi di altri grandi attori sullo scenario geopolitico internazionale, che sono gli Stati Uniti e la Cina, ma non solo, anche la Russia, che evidentemente sono competitor globali e sui quali l'Europa dovrà sicuramente fare tantissima attenzione. Sono soldi importanti, un'occasione straordinaria di rilancio per il nostro Paese, come anche per gli altri Paesi, se si sapranno utilizzare bene queste risorse. Quali sono i settori sui quali si andrà a puntare? Sicuramente in parte sulla sanità, perché abbiamo visto che non possiamo più farci trovare impreparati, ma sicuramente anche sul digitale, sulle nuove tecnologie e sull'ambiente. Esatto, diciamo uno degli aspetti più importanti, che include poi la gran parte degli altri asset, è quello della transizione ecologica verde e digitale. Noi sappiamo oggi le nostre aziende, anche se devo dire il vero che l'Italia rispetto agli obiettivi ambientali è molto avanti rispetto ad altri stati europei, però oggi le nostre aziende per avere questa transizione hanno la necessità di risorse. Noi sappiamo che trasformare un'azienda in verde, trasformare un'azienda in digitale, servono risorse che l'azienda da sola non può sostenere, perché andrebbe evidentemente a rimettere sul mercato quella che è la propria economia e quello che è il proprio capitale. Quindi c'è la necessità che una parte importante, e così è stato, di queste risorse siano destinate proprio ad investimenti che poi porteranno a quell'obiettivo ambiziosissimo che noi anche un po' contestiamo, perché secondo noi è veramente importantissimo dal punto di vista numerico, di una neutralità climatica che dovrà essere raggiunta entro il 2050, però con step importanti che partono già dal 2025 e dal 2030, quindi risorse importanti che all'interno di quella parolina che viene definita appunto transizione ecologica verde digitale dice un po' tutto. Ecco, e poi insomma anche la tecnologia abbiamo visto che sarà fondamentale. Sì, le reti tecnologiche in particolare hanno necessità di essere migliorate dove esistono, ma addirittura portate dove non esistono. Noi per esempio sui nostri territori, noi affrontiamo questo argomento molto spesso anche in seno della Commissione europea,
abbiamo territori dell'area montana, ma non solo dell'area montana. Io, guardate, adesso stavo attraversando l'Italia in treno da Roma a Venezia, e in molte aree non avevo il segnale telefonico, non esiste. Cioè siamo in un momento in cui la necessità di essere continuamente in contatto con tutti ce l'abbiamo in qualsiasi momento, per cui dobbiamo attrezzarci per dare risposte tecnologiche adeguate rispetto a quelle che sono non solo le aspettative ma soprattutto le necessità. Se voi pensate per esempio al lavoro della DAD, no? Alla scuola digitale, quanto è stata utile, che risposte ha dato, e se noi non avessimo avuto, e in alcuni punti purtroppo non ce l'abbiamo avuto, questo tipo di servizio, mettiamo in difficoltà una generazione che ha necessità oggi di imparare e poi di porsi domani sul mercato e al mondo solo se preparata. Infatti proprio impreparati non potremo farci ritrovare più su questi fronti. Come Lega non avete sempre visto di buon occhio l'Europa, però anche per il lavoro che sta facendo lei con i suoi colleghi e per i nuovi rapporti che si sono creati anche tra il nostro governo nuovo, diciamo, e l'Europa, c'è una visione diversa dell'Europa verso la Lega e della Lega verso l'Europa? Allora, diciamo che noi abbiamo in realtà una visione di Europa. Un'Europa dei popoli e delle nazioni, dove le varie identità, le varie diversità sono un valore aggiunto per costituire qualcosa di veramente importante. Io vengo da Spilimbergo, dove c'è la scuola del mosaico, e faccio sempre un riferimento a questo tipo. Un bellissimo quadro di mosaico, un pavimento di mosaico, non è fatto di un'unità, ma è fatto di tante piccole pietrine che vengono messe una vicino all'altra per realizzare un'opera bellissima. Pensate che il motto dell'Unione Europea è ancora oggi uniti nelle diversità. Noi dobbiamo ritornare a questo tipo di identità, dobbiamo tornare a questo tipo di idea di Europa, fatta di tante cose belle che devono essere le eccellenze, no? Parliamo spesso delle eccellenze, mettiamo assieme le eccellenze per creare qualcosa di omogeneo. È brutta invece quella che viene definita l'europeismo spinto, l'uniformità globale, qualcosa che vuole annullare proprio le identità. Ecco, noi siamo contrari a questo, e quello che le devo dire è che fortunatamente nel dramma della pandemia, nel dramma di questo momento storico, l'Europa si è accorta che c'è la necessità di avere l'aiuto, il contributo, il sostegno di ogni singolo Stato, di ogni singola regione. Pensate che al PNRR nazionale hanno contribuito le singole regioni e quello poi viene trasmesso all'Europa, quindi ognuno deve fare un pezzetto della strada per arrivare poi, come in una staffetta, al grande risultato. Quindi noi ci siamo accorti, forse ancora di più, che l'Europa è importante, ma è importante se mantiene questo tipo di attenzione e questo tipo di atteggiamento anche nei confronti degli Stati membri. E allora quelle che sono anche le ricadute, le prospettive del PNRR sulla nostra regione, parleremo insieme all'onorevole Dreosto subito dopo la pubblicità e affronteremo anche il tema della rotta balcanica. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia dell'eurodeputato Marco Dreosto e segretario regionale della Lega. Abbiamo affrontato quella che è la ricaduta del PNRR nel nostro paese e quelle che saranno anche le attenzioni dell'Europa. Adesso entriamo nello specifico invece di quelle che possono essere le ricadute nella nostra regione, perché anche qui arriveranno fondi importanti da usare bene. Ecco, quali e come dovranno essere usati? Anche nella nostra regione è stata fatta una scelta molto oculata e molto attenta, che va a destinare risorse sicuramente in primis, come dicevamo anche prima, nell'ambito della transizione ecologica, digitale, perché le aziende oggi hanno questo tipo di necessità, quindi una parte delle risorse sicuramente andranno in questo senso. Però noi abbiamo la necessità di avere nella nostra regione una copertura più importante dal punto di vista strutturale, in particolare strutture di viabilità che dovranno assolutamente essere potenziate, partendo dal porto di Trieste, che non deve essere vissuto come un peso per questa regione, ma una grande opportunità, perché se funziona bene, se funzionerà bene il porto di Trieste, potrà essere veramente una importante macchina di sviluppo per tutto il retroterra. E noi infatti stiamo lavorando su questi temi. Pensate che oggi ci troviamo a Pordenone, dove abbiamo un interporto che si è fortemente sviluppato e oggi ha reti di collegamento con i più importanti porti d'Europa,
e una delle cose che sicuramente deve essere sviluppata è questa linea di congiunzione tra l'interporto di Pordenone, l'interporto di Cervignano e il porto di Trieste, per creare proprio un'opportunità al porto, perché sicuramente oggi è uno dei più importanti porti d'Europa e dà risorse e lavoro a tantissima gente e opportunità a tutta la regione, ma poi si porti dietro tutto l'entroterra, che non deve essere un peso, ma deve essere proprio qualcosa che riceve risorse che arrivano attraverso quel canale. E un aspetto sicuramente da non valutare è quello e lo dicevamo prima, del dare risposte in termini anche di tecnologia a tutte quelle aree che oggi nella nostra regione hanno ancora difficoltà. Noi sappiamo che l'area montana in particolare, noi abbiamo un'area montana fatta di molte valli che oggi hanno difficoltà a raggiungere la rete, e quindi quella è una risposta che deve essere assolutamente data, però la sanità, no, insomma, questo è dato per scontato, perché una parte del PNRR è determinante proprio sull'aspetto sanitario. Ultimo, ma non meno importante, perché fa il 15% del PIL di questa regione, è il turismo. Quindi noi dovremmo essere bravi anche ad attrarre risorse in ambito turistico, sia per la montagna, sia per la pianura, ma anche per la zona costiera, perché noi sappiamo che un PIL così importante non può essere assolutamente trascurato. Ecco, partiamo proprio dal fronte del turismo per considerare com'è stata questa ripartenza a suo parere, una ripartenza che insomma sia sul fronte della nostra economia e anche in ambito turistico è molto importante. Bisognerà poi fare i conti con quello che succederà in autunno, sperando che tutto continui ad andare bene anche grazie ai vaccini, però insomma la ripartenza si fa sentire, c'è voglia di ritornare e siamo ritornati a metterci in moto. Assolutamente, guardi, i primi dati che abbiamo sono di un incremento del 20% delle prenotazioni in ambito turistico rispetto allo scorso anno, e dove avevamo un periodo post pandemia in cui c'era già stata una ripartenza, quindi il segnale è molto molto positivo. Abbiamo una difficoltà oggettiva da parte degli operatori turistici nel trovare personale che sia diciamo stagionale da impiegare, ma questo è un fenomeno evidentemente che è legato anche al fenomeno post pandemico, quindi dovremmo valutare come dare risposte agli operatori in questi termini, però ritengo che le prospettive, e qui permettetemi di fare lo scaramantico, noi oltre ad aver utilizzato tutte le norme, tutte le cure per combattere la pandemia, abbiamo anche effettuato un piano vaccinale straordinario in questa regione. Vorrei ricordare che la regione Friuli-Venezia Giulia, grazie al lavoro di questa amministrazione regionale, è diventata la prima regione bianca d'Italia, quindi è ritornata a partire prima di tutte, non è un caso. Come il consenso non è casuale, così anche il lavoro che è stato fatto non è casuale, ma è il risultato di un impegno quotidiano da parte dei nostri amministratori. Dobbiamo riconoscerlo, quando c'è da criticare dobbiamo sicuramente criticare, ma quando i bravi amministratori fanno bene il loro lavoro e con i risultati lo dimostrano, io ritengo che siano da premiare e da elogiare. Ecco, noi ci troviamo qui nella sede di Pordenone della Lega, una sede provinciale rinnovata qui in Viale Marconi. La Lega ha sempre fatto una propria bandiera, insomma, la lotta all'immigrazione, quindi adesso ci spostiamo a parlare proprio di questo tema, visto che la rotta balcanica, il rintraccio di nuovi migranti irregolari sul nostro territorio, alcuni portatori anche del Covid in questi giorni in particolare, sta riaccendendo la discussione politica su questo. Le opposizioni naturalmente in qualche modo minimizzano questo problema dicendo che i numeri sono pochi e non ci sono degli allarmi, mentre invece la Lega continua a dire che questo è un problema concreto, un problema che deve essere risolto anche dall'Europa in qualche modo. Ecco, qual è la situazione attuale? Allora, volevo fare un inciso prima di arrivare al ragionamento. Il nostro movimento non è contro l'immigrazione. Noi riteniamo che l'immigrazione, se è regolare e gestita, sia un'opportunità. Noi siamo un popolo di migranti, il Friuli Venezia Giulia, questa regione, questa terra ha mandato gente in tutto il mondo, gente che oggi è riconosciuta anche per ruoli, per compiti, per responsabilità in tutti gli stati del mondo. Quindi le migrazioni, se gestite correttamente, se regolari, sono sicuramente un'opportunità. Noi ci preoccupiamo di una migrazione fatta da per lo più gente che non ha diritto a venire nel nostro territorio, di migranti economici che vengono a cercare speranza, spesso indirizzati anche da organizzazioni malavitose, e quindi questa è la nostra grande preoccupazione. E dovete sapere che se oggi un migrante che percorre per esempio la rotta balcanica arriva nella nostra regione e non ha evidentemente la possibilità di risposta in termini assistenziali, di termini sociali,
gli resta solamente la criminalità e quindi è molto facile che questa persona rientri in un giro che evidentemente poi crea un impatto sociale su questo territorio e in tutta Europa. I numeri sono preoccupanti, le dico subito perché. Oggi abbiamo diversi milioni di migranti in Turchia che sono stipati nei campi del dittatore Erdogan e pronti per partire verso l'Europa, che vengono mantenuti lì solamente per motivi economici, per i soldi che l'Europa dà alla Turchia, ma se già saliamo verso la Grecia e poi verso addirittura qua vicino, possiamo andare in Bosnia, nei campi di Bihac, dove ci sono dai 6 agli 8.000 migranti in situazioni anche, diciamo, sociosanitarie molto borderline, che evidentemente con la bella stagione sono pronti per partire e piano piano stiamo partendo, perché ogni giorno noi abbiamo 50, 60, 40 rinvenimenti e sono quelli che troviamo, perché molti altri non li rintracciamo. Quindi i numeri sono lì. La nostra preoccupazione è che questi numeri si trasformino in arrivi sul nostro territorio, dove, ripeto, qui è una questione di carattere sociale, non siamo in grado di dare una risposta concreta a queste persone. Se c'è qualcuno che ha diritto allo status di migrante regolare, noi siamo i primi a dare ospitalità, siamo i primi a dare risposte. In questo senso non ci siamo mai posti, tant'è che la mia proposta, la nostra proposta fatta all'Europa, e dopo le dirò dal 1° giugno il presidente Janša, dal 1° luglio il presidente Janša sarà presidente di turno dell'Unione Europea e ci siamo incontrati e loro porteranno avanti delle politiche sulla migrazione balcanica. Parliamo in questo caso di Slovenia, di riammissioni in Slovenia. Esatto. E stavo dicendo, se noi non interrompiamo questi flussi avremo un problema sociale impattante. L'altra settimana, proprio lunedì scorso, c'è stato un incontro bilaterale Italia-Slovenia in cui hanno partecipato diversi ministri. L'incontro era coordinato dal ministro degli esteri italiano Di Maio e è stato siglato un accordo al termine di questo incontro che prevede diversi punti, perché si parlava di moltissime cose anche in funzione di questa prospettiva della presidenza dell'Unione da parte dello Slovenia. Un punto importante che è stato siglato, ripeto, dal ministro degli esteri italiano e dal ministro degli esteri sloveno è quello che verranno riaperte immediatamente le riammissioni e i pattugliamenti misti. I pattugliamenti misti e riammissioni che erano già previsti in un accordo precedente, che venivano sviluppati fino a quando qualche mese fa non c'è stata questa famosa sentenza del TAR del Lazio che giudicava inammissibili le riammissioni. Sentenza che grazie al nostro movimento, al nostro segretario Molteni, è stata cassata per opposizione del Ministero e quindi oggi le riammissioni sono possibili. Chiediamo anche sul rafforzamento dei controlli per quanto riguarda la stagione estiva, ci sono state delle rassicurazioni anche da parte del Ministero dell'Interno su questo? Assolutamente sì, anche qui importantissimo il lavoro fatto dal sottosegretario Molteni. Noi avremo, penso in regione, diverse decine di poliziotti che arriveranno anche in polizia di frontiera, ma quello che noi abbiamo chiesto e che chiediamo con insistenza è anche un aiuto da parte dell'Europa, che non può abbandonare uno Stato, non può abbandonare una regione, ma questo è un problema, è un tema di carattere europeo. L'hanno riconosciuto negli ultimi dibattiti, nelle ultime riunioni, guardate, è intervenuto anche il presidente del Partito Popolare Europeo, che si chiama Weber, è un tedesco, dove ha detto che è assolutamente urgente prendere in mano la gestione del fenomeno migratorio, anche perché dovete sapere che Germania andrà al voto tra qualche mese, dopo ci sarà la Francia e quindi né Germania né Francia, per motivi ovviamente elettorali, in questo momento non intendono dare riscontro a richieste di suddivisione di migranti arrivati sul nostro territorio, cioè ci tocca tenerceli. Ecco, queste le parole finali di Marco Dreosto, europarlamentare segretario regionale della Lega. Grazie molte per essere stato con noi qui stasera. Grazie a voi per la vostra ospitalità. E buon lavoro, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci.